Era atteso a Sharm el Sheikh nel pomeriggio, ma un volo della British Airways partito da Londra stamane ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza sulla pista dell'aeroporto Marco Polo di Tessera. L'aereo ha invertito la rotta mentre sorvolava l'Adriatico, fa sapere Save, all'altezza di Zara, poco dopo Ancona. Alcune persone infatti lamentavano difficoltà respiratorie, per questo il personale di bordo ha ritenuto più sicuro una verifica immediata a terra. L'aereo ha raggiunto lo scalo veneziano verso le 12:30, ad attendere i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che con il personale di terra hanno subito isolato il mezzo e i passeggeri, oltre le 4 persone che chiedevano aiuto, la passeggera e le 3 assistenti di volo che lamentavano vertigini e parestesie. Dopo circa un'ora gli addetti stavano ancora compiendo gli accertamenti del caso a bordo. L'aeroporto è sempre rimasto operativo, anche se inevitabilmente si sono verificati alcuni ritardi e un volo EasyJet da Londra è stato dirottato all'aeroporto di Treviso. I soccorritori alle 15 erano ancora sul posto, ma avevano già escluso quadri clinici gravi. Anche i vigili del fuoco, che hanno creato una cortina di sicurezza intorno all'aereo, al momento hanno escluso la presenza di contaminanti ambientali. Le 4 persone coinvolte, inglesi tra i 30 e i 40 anni, hanno rifiutato il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti.